Bentrovati in diretta su shritalia.com, il canale di informazione e aggiornamento. Come ogni venerdì alle ore 12 ci prendiamo un quarto d'ora per fare il punto sulle novità, le sentenze e le circolari che abbiano impatto sul lavoro. Ma veniamo subito alle notizie dell'ultima ora, perché è di ieri la seduta del Consiglio dei Ministri che ha licenziato un nuovo decreto Covid. Ha confermato quindi lo stato di emergenza epidemiologica fino al 31 marzo e nonostante la cessazione del periodo di emergenza epidemiologica sono state previste ulteriori misure che impattano sull'organizzazione del lavoro, misure che vanno in contrasto alla diffusione dell'epidemia che decorreranno e quindi saranno in vigore dal prossimo primo aprile 2022. Nuove misure per il Green Pass base. Per gli under 50, benché sia stato eliminato il periodo di emergenza epidemiologica dal 1 di aprile, quindi rimane confermato alla fine del 31 di marzo, per l'accesso in alcuni luoghi di lavoro fino al 30 aprile è necessario il possesso del Green Pass base, quindi quello che si può ottenere anche solo con il semplice tampone. I luoghi di lavoro sono quelli legati al settore pubblico, quindi pubbliche amministrazioni, anche per chi accede per solo fare la formazione o attività di volontariato, negli uffici giudiziari, ma anche nel settore privato, quindi a chiunque svolga attività lavorativa subordinata nel settore privato, compresi gli esercenti della ristorazione e della somministrazione di bevande ed alimenti. Quindi cambia poi il Green Pass rafforzato, quindi novità che impatta sugli over 50 in questo punto, perché dal 1 di aprile 2022 il decreto approvato, quindi che ad ora è solamente in bozza, fermo restando l'obbligo di vaccinazione che rimane confermato fino al 15 giugno del 2022 con le relative sanzioni, prevede che dal 1 aprile al 30 aprile i lavoratori over 50 per l'accesso ai luoghi di lavoro debbano possedere e su richiesta esibire il Green Pass rafforzato, non più il Green Pass rafforzato ma quello base, quindi semplicemente quello che si ottiene dal tampone. Rispetto agli obblighi vaccinali per accedere al lavoro rimangono confermati e prolungati quindi fino al 31 dicembre 2022 gli obblighi vaccinali per chi esercita attività professionali in ambito sanitario, quindi anche i farmacisti, compresi i lavoratori degli ospedali e dell'RSA. Da un punto di vista delle protezioni, le mascherine sono confermate al chiuso fino al 30 aprile, così come su tutti i mezzi di trasporto, cinema, teatri, stadi, è obbligatorio l'utilizzo della mascherina FFP2. A livello scolastico invece è confermata la dotazione di mascherina chirurgica o equivalente. Restrizioni. Dal 1 aprile regole della quarantena applicate indistintamente per tutti, sia vaccinati che non vaccinati. Quindi dovrà rimanere isolato solo chi ha contratto il virus, mentre i contatti stretti con persone positive rimangono in autosorveglianza per 10 giorni con obbligo di indossare la mascherina FFP2 come ad oggi avviene per chi è vaccinato con la terza dose. Ma veniamo poi a un'ulteriore novità che si porta dietro il Consiglio di ieri, del Consiglio dei Ministri del 17 marzo, perché in funzione della cessazione del periodo di emergenza epidemiologica del 31 marzo ci sono novità anche dal punto di vista dello smart working. Sappiamo che le modalità semplificate di invio delle comunicazioni di lavoro agile attivato in azienda sono valide ad oggi fino al 31 di marzo. Tuttavia la norma che ha confermato il fine di emergenza epidemiologica al 31 marzo prevede comunque la possibilità di utilizzare le modalità semplificate di comunicazione fino al 30 giugno, quindi non è più necessario, non sarà necessario l'accordo da sottoscrivere tra datore e lavoratore e nemmeno la trasmissione di tutti gli allegati tramite il portale del Ministero agli organi competenti. Sempre in tema di smart working, anticipiamo un disegno di legge che prevede ulteriori modifiche nella regolamentazione e nella gestione dello smart working, che quindi probabilmente entreranno in vigore e saranno utili nella gestione e nell'organizzazione del lavoro dopo il 30 di giugno. Il nuovo provvedimento definisce smart working solo il lavoro fuori dall'ufficio e nella misura minima del 30% dell'orario di lavoro complessivo.
Quando la percentuale dovesse attestarsi su livelli inferiori, non saranno davvero nemmeno necessari gli accordi individuali. Poi gli accordi collettivi, quindi i contratti collettivi o nazionali o aziendali territoriali, dovrebbero stabilire, oltre il diritto alla disconnessione che abbiamo imparato già a conoscerlo per effetto delle misure, delle linee guida già vigenti in termini di smart working, anche eventuali agevolazioni per specifiche categorie a cui applicare lo smart working, come per esempio i soggetti lavoratori dipendenti che usufruiscono dei permessi legge 104, quindi per assistenza di soggetti con gravi disabilità, oppure per i caregiver, oppure per tutti quei dipendenti che abbiano figli disabili e nei 3 anni successivi al termine dei congedi per maternità e paternità. Il testo prevede inoltre delle agevolazioni per le aziende, come per esempio quella dell'abbattimento dell'1% dell'aliquota INAIL applicabile per il pagamento del premio assicurativo. Altre novità riguardano sempre l'organizzazione del lavoro nel panorama economico europeo. Ipotesi di CIG di emergenza per i settori in crisi. Sappiamo che la situazione europea è particolarmente complessa per effetto anche della guerra in Ucraina. Il problema a livello organizzativo aziendale in Italia è legato al reperimento delle materie prime e dello scambio di materie tra gli stati. Quindi la possibilità viene prevista dal governo di accedere ad una cassa integrazione di emergenza per le imprese più colpite dal caro energia, quindi bollette del gas e della luce che hanno portato ad oggi a sospendere numerose attività aziendali, in più aggravate dalla situazione di conflitto tra la Russia e l'Ucraina. Sono previste ad oggi 2 ipotesi di cassa di emergenza. Una prima che sarà legata ad un ammortizzatore per la transizione, da utilizzare per quelle aziende che decideranno di attivarsi per cambiare fonte energetica, e una seconda opzione, la cosiddetta super CIG scontata, che potrà portare le aziende ad attivare la cassa senza il pagamento delle relative addizionali. Tutto questo ad oggi si circoscrive ad una bozza di circa 15 settori che sono quelli che risultano maggiormente colpiti dalla situazione economica. Somministrazione a tempo determinato, proroga al 31 dicembre. È stato approvato un emendamento al disegno di legge che può consentire alle aziende di utilizzare in somministrazione a tempo determinato fino al 31 dicembre 2022 quei lavoratori che sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato dall'agenzia di somministrazione. Quindi questo vale esclusivamente nel caso in cui azienda utilizzatrice e agenzia di somministrazione abbiano sottoscritto un contratto a scadenza, con una scadenza quindi a termine, a fronte però della somministrazione di un lavoratore con contratto a tempo indeterminato assunto in capo alla società di somministrazione. Lavoratori fragili e il lavoro agile tutela per assenza dal servizio. Questo è un messaggio INPS dell'11 marzo del 2022, il numero 1126, che ha precisato che la tutela previdenziale per i lavoratori fragili del settore privato e ai quali si applica la tutela per la malattia è riconosciuta ufficialmente dal 1 gennaio al 31 di marzo. Invece, per quanto riguarda l'equiparazione dell'assenza per quarantena o isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia, così come era previsto nell'articolo 26 del decreto 18/2020, non è stata prevista la proroga fino al 31 di marzo. Quindi quarantena e isolamento fiduciario con sorveglianza attiva non sono equiparati a malattia, quindi non possono essere coperti da idonea certificazione medica. Sempre per quanto riguarda i lavoratori fragili, fino al 31 di marzo viene confermata la possibilità di lavorare in smart working con mansioni equivalenti anche a quelle svolte in azienda o con la possibilità di accedere a corsi di formazione, così come la possibilità di avere un'assenza dal lavoro equiparata al ricovero ospedaliero, con corrisponsione quindi della retribuzione adeguata. Lavori usuranti, comunicazione annuale in scadenza, giusto per ricordare che il prossimo 31 di marzo scadrà
il termine per la presentazione della comunicazione al Ministero dei lavori usuranti. Quali sono i lavoratori usuranti? I lavori usuranti sono quelli del lavoro notturno svolto con continuità e regolarità, così come quelli tabellati come lavori usuranti e quelli inseriti in linea catena o conduzione di veicoli di trasporto pubblico collettivo. Quindi questa comunicazione è sempre quella usuale, può essere fatta direttamente dall'azienda o per il tramite del consulente del lavoro abilitato. La cessione del ramo d'azienda non vincola alla continuazione dell'attività. Arriviamo a una sentenza che può avere degli impatti anche nella regolazione degli accordi aziendali. È una sentenza del 31 gennaio in cui la Corte di Cassazione ha affermato che l'imprenditore che cede un ramo d'azienda poi non è tenuto ad accertarsi che l'attività del cessionario continui e quindi prosegua anche l'impegno del mantenimento dei livelli occupazionali. In particolare si dice che la cessione non può essere subordinata alla continuazione dell'attività produttiva in capo al nuovo imprenditore. Eventuali quindi limiti che sono sanzionati con invalidità o inefficacia della cessione sono infatti in contrasto con i principi di libera iniziativa economica stabiliti dall'articolo 41 della Costituzione. Sempre a livello di sentenze citiamo quella relativa al lavoratore licenziato che usa i permessi in maniera impropria, i permessi legge 104 ai fini privati, non ha diritto alla reintegrazione del posto di lavoro ma semplicemente al risarcimento. Quindi la Corte di Cassazione ha stabilito che ha diritto al solo risarcimento del danno ma non alla reintegra del posto di lavoro. Questo in funzione del fatto che la mancanza di correttezza da parte del lavoratore è un fatto che sussiste e non è sufficiente una sola sanzione conservativa per punire il comportamento del lavoratore. Infine, emersione dei rapporti di lavoro, priorità ai cittadini ucraini, doveroso citare questa direzione data dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con una circolare dell'8 marzo che raccomanda a tutti gli istituti territoriali che possano concedere velocemente, quindi dare uno snellimento alle pratiche di emersione dei rapporti di lavoro riferiti ai cittadini ucraini proprio per favorire anche la mobilità delle loro famiglie. E veniamo infine ai prossimi appuntamenti con i webinar della settimana. Il giorno 22, martedì 22 marzo, Elisa Pavanello alle ore 15 riprenderà un tema molto delicato che è quello della gestione dei lavoratori con delle limitazioni fisiche, quindi approfondendo tutto quello che le aziende possono fare a fronte di un numero rilevante di lavoratori con delle limitazioni. Mercoledì 23 marzo alle 15, terzo appuntamento sul tema welfare dello speciale del mese di marzo. Welfare premiale esiste, chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate con Simone Cocchetto, consulente del lavoro di studio. Invece giovedì, tema strategy, Barbara Peressoni riprenderà il tema dell'organizzazione del lavoro secondo il modello Agile, quindi storie di aziende che stanno sperimentando un nuovo modo di organizzare il lavoro. E per chiudere la settimana l'appuntamento è per il 25 marzo con il Digital Roundtable con Elisabetta Vanuzzo, Managing Director di Laborability, che tratterà il tema della comunicazione interna e il lavoro, costruire un patto sociale basato sul coinvolgimento dei dipendenti. Parteciperanno anche Roberto Bullo di Umana, Federica Galli di Latteria Soresina e Stefano Chiarazzo di Pubblico Delirio. Modererà Gianluca Spolverato. Bene, il telegiornale finisce qui, l'appuntamento è per venerdì prossimo, sempre alle ore 12. Grazie.